Buongiorno e ben ritrovati alla Varinola del 10 ottobre. Ci sono molte novità. Una di pochi minuti fa, il report soltanto di questa mattina della regione del Veneto dice che ci sono 418 nuovi contagi e tra poco alle 12.30 Luca Zaia parlerà di nuovo alla conferenza stampa dalla Protezione Civile. Sono pronto a scommettere che ricomincerà a farla tutti i giorni perché stiamo andando verso un orizzonte che ancora è indefinibile. Tra l'altro Rigoli, il direttore di microbiologia del Veneto, propone che chi ha la carica virale bassa e resta ostaggio del virus persino 50 giorni perché il tampone negativo non arriva, ma sta bene, chi ha questa carica virale bassa non sia più positivo per la comunità, cioè sia libero, non sia più ostaggio di questo virus che ancora non si capisce. Non sappiamo qual è l'orizzonte, ma qualcosa iniziamo a vedere. Cioè cosa? Ministro Lamorgese che dice non voglio neanche sentir parlare di nuovi lockdown. Cosa vi aspettate? Non è che ce lo possono dire. Il ministro Boccia che dice potrebbero esserci chiusure tra le regioni. La Campania, che vi ricordo ha più della metà delle 99 terapie intensive, sole 99 già occupate, che dice con il suo governatore De Luca: sono pronto, se i contagi restano praticamente 800 tutti i giorni così com'è in Campania, a chiudere la regione. Va bene, voglio intanto ringraziare chi ci ha seguito l'altra sera Ring, perché abbiamo fatto oltre 45.000 telespettatori solo a Trieste, quindi un numero impressionante, insomma, comunque, per gli aggiornamenti che abbiamo dato, la puntata. Ieri invece l'abbiamo dedicata larga parte all'Ater. Dico solo questa cosa perché il presidente nuovo, che è lì da un anno, dei 2000 appartamenti sfitti di cui abbiamo parlato per anni, è andato a vederne 500 e già li ha riaffittati perché non avevano nessun problema, neanche l'esigenza di imbiancarli, e sono già stati affittati e dati a persone bisognose. Questo è un dato molto importante. Allora, il thriller delle preferenze per quanto riguarda il Veneto è stato risolto, come avevamo capito, insomma, è lasciato già intendere, era un errore, quindi non c'era nessun raddoppio delle preferenze per Marcato, Camani, Venturini, Soranzo, eccetera, ma c'era questo errore di conteggio e quindi questo è risolto. Il caso Movimento 5 Stelle, anche questo quante volte l'avevamo detto, anticipato, è così, hanno tutta l'intenzione di fare il ricorso, perché addirittura il verbale della Corte d'Appello dice, tra l'altro, due cose differenti nello stesso verbale, ma si dice che hanno diritto a 2 consiglieri regionali e da un altro punto dello stesso verbale si dice che hanno diritto a 1, ma comunque dai conteggi secondo il Movimento 5 Stelle hanno diritto a 2 consiglieri regionali, e quindi avanti ancora con questa incertezza sul futuro e la composizione del Consiglio regionale, che comunque il 15 ottobre, ve lo dico, è la prima data in cui si riunirà, cioè la prima seduta del nuovo Consiglio regionale in Veneto. Il giorno dopo invece Zaia deve annunciare la sua giunta. Mai come quest'anno, secondo me, è nel caos e si sarebbe, cioè è difficile magari trovare, ecco, l'equilibrio. Avrebbe sentito telefonicamente Giorgia Meloni, che ha detto: Luca, fai tu, dammi una rosa dei nomi. Giorgia Meloni, soprattutto donne, sapete che di solito è sempre un po' più complicato magari rispettare anche le quote rosa, e in questa rosa dei nomi ci sarebbero Elena Donazzan, già assessore all'istruzione e alla formazione, apprezzatissima dal presidente, Enoch Soranzo, ex presidente della provincia di Padova, Raffaele Speranzon, ex presidente dell'Ater di Venezia, e Elisabetta Gardini. Questi tre, Gardini, Donazzan e Speranzon. È strano perché è chiaramente, se dovesse Zaia non scegliere Donazzan, per tutti suonerebbe come comunque una bocciatura di un assessore che è sempre stato al suo fianco, che lui ha stimato, che ha seguito la formazione e l'istruzione, ma questa volta potrebbe andare diversamente. Il paradosso qual è? Quello di scegliere magari Elisabetta Gardini, passata a Fratelli d'Italia soltanto negli ultimi anni, coordinatrice a Padova, e che ha provato alle europee senza riuscire, ha tentato il Consiglio regionale adesso senza riuscire perché non è eletta, e quindi questo sarebbe lo scenario. I giornali, mi pare il Gazzettino, Alda Vanzana racconta di questo incontro dopo il primo giorno di scuola dei nuovi consigli regionali per le foto di rito, eccetera eccetera, tra un caffè tra Baldini e Lorenzoni, che si sono detti probabilmente quello che si erano detti a Ring già pochi giorni prima, perché vi ricordo si sono incrociati a Ring, anche se a distanza, già lasciando intendere come l'opposizione la devono fare insieme. Adesso devono trovare un accordo, visto che non l'hanno trovato, per andare al voto con una coalizione unica, ma insomma c'è l'idea di trovare magari quei tasselli che possono essere utili per i prossimi 5 anni, compreso
cosa? Il Lorenzoni, speaker dell'intera opposizione, un ruolo che è ancora da capire, Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico, Baldin potrebbe avere un ruolo differente, ma insomma il rischio qual è poi politicamente? Che il più votato del Partito Democratico, che è Giacomo Possamai, giovanissimo, poi metta in ombra questo leader o questo speaker dell'intera opposizione, che è un ruolo che poi bisogna ancora definire. Siamo in quarantena o meglio, più che in quarantena, se dobbiamo andare in Svizzera ci dobbiamo fare il tampone, noi veneti ci faremo una ragione di questa cosa assurda, però insomma questo è quello che loro ci vogliono dire. Voglio ringraziare i tanti che invece hanno letto l'editoriale di ieri sera, pubblicato ieri sera, sullo scenario, l'orizzonte, perché io non la vedo bene perché si comincia male, perché cominciano a litigare ancora prima di decidere quali iniziative adottare. Aspettiamo il DPCM di settimana prossima, ci sono gli scenari più bui, il tutto, il contrario di tutto, aspettiamolo finché non lo si legge, non lo sapremo. Ricciardi oggi sul Corriere del Veneto, intervistato da Michele Nicolussi Moro, dice che in buona sostanza quello che sta accadendo è colpa della Movida, cioè delle vacanze, siamo andati all'estero, i ragazzi hanno abbassato la guardia e tutto quello che stiamo vivendo adesso è colpa della Movida. Non lo so se è la stessa cosa negli altri paesi, non lo so perché allora gli altri paesi hanno molti più contagi di noi, non danno la colpa alla scuola, probabilmente è un virus, il virus si diffonde. L'importante è che resti quello che è, ma temo che non sia così per i prossimi mesi, cioè che il 95% delle persone è asintomatico, è non contagioso, non necessita di ricovero. Questo è il dato più importante che speriamo duri. Purtroppo però vediamo anche a Venezia, per esempio, i reparti stanno crescendo di poco, ma stanno crescendo anche i ricoveri. Questo è il dato. Adesso vediamo cosa ci racconterà Zaia nella conferenza stampa delle 12:30 e temo appunto che ricominci quotidianamente anche questo senso di emergenza con l'appuntamento Luca Zaia. Ciao!